in collaborazione con... Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, Serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio. Ben ritrovati ad una nuova puntata, come sempre in diretta in compagnia di Ore 13. Oggi parliamo di un territorio, il territorio dell'Alta Marca, ricchissimo naturalmente di sapori, di profumi e di colori molto intensi che oggi in parte impareremo anche a conoscere, ma parleremo anche di storia perché questo è stato un territorio teatro di battaglia e di guerre molto importanti. Prima di continuare la mia chiacchierata insieme ai miei ospiti che tra poco vi presenterò, desidero ricordarvi che questa puntata è stata realizzata con il contributo della Regione del Veneto, GAL dell'Alta Marca Trevigiana, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, all'interno del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, asse 4, leader misura 313. Allora, inizio presentandovi dunque i miei ospiti. In studio con me c'è Alberto Resera, presidente dell'associazione Alta Marca. Buongiorno e ben trovato nei nostri studi. Buongiorno. Il colonnello Lorenzo Cadeddu, presidente del Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri. Ben trovato anche a lei. Buongiorno. E Andrea Zanus dell'agriturismo Don Chisciotte e Malgamont. Ben trovato anche a lei. Ricordo ai nostri telespettatori poi che siamo rigorosamente in diretta, aspettiamo le vostre telefonate al numero che vedete in sovraimpressione ed è lo 0422 1626 798. Allora, Presidente Resera, comincio proprio da lei. Vorrei che ci parlasse, proprio per capire in apertura, che cos'è l'associazione Alta Marca, di che cosa si occupa? L'associazione Alta Marca nasce nel 94, quindi l'anno scorso abbiamo compiuto i 18 anni e si occupa di promozione turistica. Abbiamo 240 soci, tra cui 60 strutture ricettive alberghiere, grosso modo una settantina di ristoranti, associazioni varie, 35 comuni grosso modo, e ci occupiamo appunto di far conoscere questo splendido territorio e i suoi prodotti in loco e anche ovviamente all'esterno, partecipando a fiere, convegni eccetera. È importante che ci sia una specie di regia unica, è fondamentale, anche se devo dire che è un po' difficoltoso, però noi ci crediamo e continueremo a combattere e a lottare per fare in modo che ci sia comunque all'estero un'immagine unica che esce, non tanti campanili, ma cerchiamo di metterli tutti assieme, insomma, ecco, questo è un po' quello che fa Alta Marca. Dal 2009 si occupa di promozione turistica, prima si occupava prettamente di promozione del mondo del vino, quindi veniamo comunque dal nostro prodotto principe che è il Prosecco Superiore di OCG e allacciamo a questo, colleghiamo a questo tutto il resto, e qua abbiamo qualche esempio oggi di prodotti, e insieme vogliamo far conoscere fuori sia il nostro splendido territorio che i prodotti che ha, che può offrire. E ne ha tantissimi di prodotti d'eccellenza e di peculiarità. Oggi appunto noi li conosceremo in parte, cercheremo appunto di farli conoscere anche ai nostri telespettatori da casa, ma siamo anche qui per conoscere che cosa di nuovo si sta proponendo nel territorio. In particolare si sta proponendo la via dei formaggi dal Grappa al Cansiglio. Vorrei che ce ne parlasse perché è qualcosa veramente di molto interessante. Sì, noi proprio per far conoscere all'esterno il nostro territorio e i suoi prodotti abbiamo pensato di collegare questi due massicci, chiamiamoli così, il Monte Grappa, famoso per la storia eccetera, che poi ce ne parlerà il nostro colonnello, al Cansiglio, che sono i due punti di est a ovest di Alta Marca. E abbiamo fatto una ricerca sui prodotti, sui formaggi, e sappiamo benissimo che abbiamo le latterie di pianura, abbiamo le maghe in montagna, quindi io che sono un goloso di formaggi devo dire che appena mi è ventilata questa idea ci siamo subito tuffati a tempo pieno nel realizzarla. Abbiamo collegato praticamente partendo dal Cansiglio
ed arrivando al grappa e viceversa, abbiamo abbiamo collegato un percorso virtuale, però supportato dalla presenza di cartine con l'indicazione delle varie latterie, Maiger, eccetera, e vogliamo far conoscere, oggi è il primo debutto ufficiale, è un piacere essere qua con voi per questo, che facciamo conoscere appunto questo tipo di idea. Vogliamo collegare tutti i nostri formaggi, e sono tanti, farli conoscere all'esterno e cominciamo da oggi appunto a proporre queste idee. Insomma. E abbiamo visto anche... È una delle tante idee di Altamarca. Insomma. E abbiamo visto anche il logo molto interessante che identifica questa via dei formaggi dal Grappa al Cansiglio. Sì, come vedete ci sono i due, chiamiamole due montagne, e in mezzo abbiamo voluto dare un raggio di sole che in questi tempi, con la crisi che si sta venendo avanti, è anche un auspicio, una speranza, oltre a un collegare i due lati cosiddetti così estremi sono del nostro territorio, insomma, l'estremità del nostro territorio. Allora, Andrea Zanus, che cosa ci ha portato su questa meravigliosa tavola che sta profumando il nostro studio di Antena 3? Sì, vi ho portato le nostre produzioni di montagna del Peggio, infatti a differenza di altre realtà la mia cerca di produrre formaggio soltanto in montagna, quindi queste sono forme che sono prodotte in alpeggio, con latte d'alpeggio, poi quando invece siamo a valle, insomma, tra virgolette, conferiamo il latte in una piccola latteria, in una piccola realtà che poi lo lavora, e quindi non abbiamo poi produzione giù a valle. E nella fattispecie qui abbiamo le cacciotte, che sono quelle più piccole, questa forma dico io da viaggio, perché vedo che per gli escursionisti è molto comodo, invece che essere tagliato, porzionato, lo mettono direttamente nello zaino. Per i momenti di fame improvvisa. Esattamente, è molto più facile, se no abbiamo le forme un po' più grandi, che hanno una lavorazione leggermente diversa, e queste si prestano poi per la stagionatura. Adesso per esempio ne ho messe alcune sotto le vinacce proprio per fare anche l'imbriaco, quindi adesso vediamo un po'. Naturalmente sono cose anche sperimentali perché sono neofita, ho appena iniziato questa attività, quindi per fortuna posso sbagliare, nel senso si dice che chi sbaglia impara, quindi per fortuna mi è ancora consentito. Poi abbiamo il burro e la panna cotta, perché questi formaggi qua sono latte crudo intero e quindi non viene tolta per la maggior parte delle lavorazioni non viene mai tolta la panna d'affioramento, quindi sono formaggi tendenzialmente più grassi, ma va bene, insomma in montagna non c'è problema. E per la cucina invece per alcune lavorazioni tolgo la panna d'affioramento e faccio il burro, che appunto viene utilizzato nella nostra cucina, perché in Malga possiamo fare anche agriturismo, abbiamo la ristorazione, e quindi per dare un sapore più forte, insomma più caratteristico ai piatti. Oppure la panna cotta come dolce proprio nostro, offerto lassù, insomma, ecco. E insomma, l'ora di pranzo è quella giusta, sì. Insomma, sono sicuramente dei prodotti molto golosi che poi avremo modo anche di conoscere più approfonditamente e anche di assaggiare. Passo la palla di nuovo al Presidente Resera, perché ci sono altri formaggi che vorrei che ci elencasse, anche lì poi andremo a spiegarli nel dettaglio. Sì, ci sono i formaggi dell'Agricansiglio. L'Agricansiglio è una latteria nata recentemente nel 91 dalla fusione di due latterie che c'erano prima, una del Cansiglio e una di Scomigo e Oddogliano. Hanno fatto questa latteria cooperativa, chiamiamola così, e qua abbiamo due tipologie, uno affumicato e uno normale, sono formaggi a latte crudo, e cosa che io non sapevo, che ho saputo recentemente, l'Agricansiglio è stata premiata nei paesi nordici, mi pare in Svezia o in Norvegia, non ricordo, con un formaggio proprio affumicato, quindi vuol dire che c'è una tradizione dietro, supportata nel tempo, insomma, per avere questi risultati. Quindi anche questo è un'altra chicca che abbiamo nel nostro territorio. Poi passiamo dall'altra parte, andiamo sul Monte Grappa, dove ci sono i due formaggi che rappresentano questo territorio, uno è il famoso Morlacco e l'altro è il Bastardo, che dopo magari parleremo. Dopo sicuramente avremo modo di capire anche perché si chiamano proprio così. Allora, Colonnello Cadeddu, come dicevo, il nostro territorio è ricco di prodotti meravigliosi, oggi ne abbiamo appunto una piccola rappresentanza dei formaggi, ma anche un territorio che è stato toccato e segnato dalla guerra, è così? Sì, abbiamo il Monte Grappa, che è senz'altro il simbolo della Prima Guerra Mondiale nell'area dell'Alta Marca, e si è combattuto anche in modo piuttosto
piuttosto duro. Pensi che nella sola battaglia di Vittorio Veneto, negli ultimi 3 giorni di combattimento, ci sono stati oltre 30.000 morti in 3 giorni. Quindi insomma un territorio molto molto segnato e appunto come dicevamo il Montegrappa fu in primis teatro di guerra. Quali sono le personalità che in qualche modo hanno spiccato per le loro imprese sul Montegrappa? Io personalmente, a parte l'intera armata del Grappa che ha fatto fino alla fine il suo dovere, io sono innamorato di una figura, di un capitano degli Arditi, Ettore Viola di Catasson. Catasson è una località del Monte Pertica che sta sul versante nord del Monte Grappa. Questo capitano come ha conquistato la posizione nemica? In un modo piuttosto, diciamo, originale, beffardo quasi. L'ha attaccata mentre i soldati stavano mangiando e quindi la posizione era meno vigilata ed è riuscita a prenderla, ma le perdite sono state comunque molto alte. Questo capitano ha avuto la medaglia d'oro al valor militare, finita la guerra è tornato nella vita civile, è diventato deputato al Parlamento nazionale e negli anni 60, in prossimità della morte, chiese al Presidente della Repubblica di essere sepolto sul Montegrappa. Lei sa che sulle sepolture c'è una legge che impone che debbono essere aree cimiteriali e non è che si ci possa far seppellire dove si vuole. Il Presidente della Repubblica, per i meriti di questo capitano, lo autorizzò ed è l'unica sepoltura che è al di fuori del sacrario, però a ridosso quasi. Sul Sacrario insomma è una zona, è un territorio insomma molto emozionale, sì. Quando ci si reca in quel posto è insomma sì. molto. In realtà sono 2 cimiteri, uno italiano e uno austriaco, collegati da una strada che si chiama la Via Eroica, dove ci sono le targhe che segnano tutte le località in cui si è più duramente combattuto. Una piccola particolarità: se lei va nel cimitero austriaco, nel primo ordine di lunette, che sono le sepolture dei soldati austriaci, ce n'è una di un soldato, Peter Pan. E se lei va a vedere i bambini che vanno in visita là, gli portano fiorellini, sassolini. Noi lo chiamiamo così Peter Pan perché lo chiamano i bambini Peter Pan, in realtà dovrebbe essere Peter alla maniera ungherese, insomma. Nel Sacrario del Montegrappa poi c'è, non tutti lo sanno, c'è sepolta anche una donna. C'è una donna, la moglie del generale Giardino, comandante della Quarta Armata. Anche lei espresse il desiderio di essere sepolta vicino al marito, è stata accontentata ed è sepolta là. Quindi insomma oggi abbiamo scoperto anche qualcosa in più per quel che riguarda il nostro territorio. Come dicevamo, spesso a volte non si conosce nemmeno quello che si ha attorno a casa. Guardi, una delle cose più belle che mi è successo da quando sono presidente è un po' l'obbligo di dover girare un po' di qua, un po' di là. Io la zona per esempio dell'Asolano, del Montegrappa, la conoscevo molto vagamente. E ci sono dei posti incredibili e unici, insomma, solamente che facciamo un po' fatica, come dicevo prima, a fare squadra e quindi promuoverli nel modo giusto. Ci stiamo provando. Ci stiamo provando. Noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi perché tra poco avremo anche una degustazione di questi meravigliosi prodotti che abbiamo oggi in studio. A tra poco. In collaborazione con... Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio.
In collaborazione con Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, Serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio. Ben ritrovati in studio, sempre in compagnia di Ore 13, ancora insieme per parlare di territorio. Il nostro è veramente meraviglioso e ci offre dei prodotti che sono straordinari, eccezionali. Allora, abbiamo parlato col Presidente Resera durante la prima parte della nostra trasmissione dell'Associazione Alta Marca. Vorrei ora capire qual è il territorio che racchiude Alta Marca, cioè quando sentiamo parlare di Alta Marca la identifichiamo con che territorio? Praticamente è tutta la parte collinare della provincia di Treviso, quindi partiamo da Borso del Grappa, Borso San Zenone, diciamo come estremità occidentale, ed arriviamo di qua fino a Cordignano, come si chiama, Godega, Sant'Urbano, quella zona là, insomma, ecco, la parte più a est, diciamo così. Questo è in mezzo, tutta la parte a nord della Pontebana, questo è il territorio di Alta Marca. Un territorio collinare che, prima non avevamo accennato, la Regione Veneto recentemente ha istituito tutta la parte collinare del Veneto una nuova meta turistica, che significa che siamo parificati al Garda, al mare, alle terme, quindi ha investito in questo splendido territorio che, se pensiamo un attimo, partendo dalla provincia di Treviso, Prosecco e tutti i prodotti che dicevamo prima, arrivando nella zona di Vicenza col Soave, tanto per citare i vini più famosi, per finire con l'Amarone della zona di Verona, uno parte dall'aperitivo ed arriva al secondo con i passiti, quindi ha fatto tutto un bel percorso anche dal punto di vista di abbinamento enogastronomico, insomma. Quindi questo è una cosa molto importante, perché vuol dire che ogni anno la Regione Veneto destinerà dei fondi per valorizzare e promuovere questo territorio. Allora, noi siamo vicini alle grandi città, che sicuramente sono un'attrattiva turistica per chi viene da fuori molto molto forte. Spesso però non si conoscono questi territori meravigliosi, questi territori che sono un po' fuori dalle grandi città ma che hanno ugualmente moltissimo da offrire. Prima di farle dire qualcosa su questo abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario, ci dica. Io sono rimasto affascinato dal racconto lì del colonnello, di questo capitano benemerito che ha fatto questa gloriosissima azione. Solo che questo capitano, io chiederei se si è fatto una domanda semplicissima. Cioè, tutte queste vite che sono costate, cioè tutti questi morti, anche italiani, che sono costati questa brillantissima operazione, tutta questa gente che non ritornerà più, di 20 anni che non ritornerà più, per cosa? Alla fine, per cosa? Per quale motivo sono stati sacrificati in maniera così? Mi fa specie che dopo la prima guerra mondiale di cosa ha avuto l'Italia? Cosa hanno avuto gli italiani di più di quello che hanno avuto prima? Dario, lei sta aprendo una discussione che potrebbe continuare a lungo. Colonnello, vuole dire qualcosa? Intanto sì. La ringraziamo, poi avremo altri tantissimi aneddoti che il colonnello ci dirà sulla guerra. Il tono della sua voce lasciava intendere che lei ce l'avesse con l'organizzazione militare. Cosa c'è di stupido? I politici, perché le guerre le hanno sempre dichiarate i politici, i militari le hanno solo combattute e le hanno combattute nel migliore dei modi, perché altrimenti pagavano in prima persona, quello che non hanno fatto mai i politici. E credo di aver risposto alla sua domanda. Perfetto. Allora, torniamo sul nostro argomento, sull'argomento sul quale ci eravamo lasciato poco fa. È un territorio unico, un territorio da scoprire, che va valorizzato ancora di più e tutelato soprattutto. Sì, adesso da giugno dell'anno scorso la Regione Veneto ha fatto una nuova legge sul turismo
e dà la possibilità a tutta una serie di imprenditori privati senza il pubblico, quindi deve essere un'iniziativa di privati, di poter fare dei consorzi. Bisogna che ci siano degli alberghi con determinate presenze, eccetera. Noi ci stiamo lavorando e contiamo di riuscire a farlo credo entro l'anno prossimo al massimo. Una cosa importante credo sia che ha in qualche modo quasi condizionato a fare un unico consorzio di tutto il territorio, quindi dobbiamo metterci insieme con Vicenza e con Verona per riuscire a fare questo consorzio. Ecco che, sperando non sia il solito baraccone, potrebbe essere l'idea, la voglia nuova di saltare, di demolire quei campanili che dicevamo all'inizio e cercare di promuovere il territorio in una maniera unica e coordinata, insomma, ecco. Senta, tornando sulla via dei formaggi dal Grappa al Cansiglio, quante sono le latterie che sono coinvolte in questo progetto? Sono tutte quelle che esistono. Noi diciamo che partiamo dal Cansiglio, con l'Agri Cansiglio che è di Fregona, poi veniamo giù, abbiamo Perenzin, la latteria di Tarzo, la Soligo e avanti per continuare nelle maglie sopra Valdobbiadene e nelle maglie del Grappa. Quindi abbiamo voluto e vogliamo coinvolgere tutti i produttori di formaggio, anche quelli che non sono soci di Altamarca, confidando che una volta visti i risultati che ci porterà indubbiamente questa nuova proposta, si facciano soci e capiscano che l'unione fa la forza, insomma, perché da soli ben poco possiamo fare, un po' per la scarsità di risorse, un po' perché ci scontriamo con un mondo che è sempre più internazionale, insomma sempre più globalizzato, ecco. Allora, colonnello Cadeddo, abbiamo parlato di un territorio splendido come quello dell'Alta Marca. Quale aneddoto ci racconta? Quali personalità spiccano invece in questo territorio? A Vittorio Veneto ne abbiamo due veramente di fama. Uno è Camillo De Carlo e l'altro Alessandro Tandura. Tutte e due guadagnarono la medaglia d'oro al valor militare per compiti di spionaggio. Il primo a partire nel mese di febbraio del 1918 fu Camillo De Carlo insieme a un soldato, Giovanni Bottecchia, cugino del più famoso Ottavio Bottecchia di Colle Umberto, e con un aereo superarono il Piave e vennero portati in zona occupata dal nemico per cause fortuite atterrarono nell'aeroporto di Aviano, che allora era occupato dagli austriaci, riuscirono a sbarcare dall'aereo senza essere individuati, a piedi raggiunsero Stevenardi Sacile, e lì si travestirono da contadini e cominciò da lì la loro avventura. Una volta trasmesse le informazioni che aspettavano oltre Piave con i piccioni viaggiatori, un bigliettino attaccato sulla zampetta del piccione. Eccolo, ce l'abbiamo. Ecco, finita la missione, Bottecchia rimase lì a Fregona, dove era la loro, diciamo, base logistica. De Carlo chiese di poter rientrare, eccolo De Carlo, lo potete vedere. Chiese di poter rientrare, non si compresero bene o non arrivò il messaggio alle colombaie di Mogliano Veneto. Fatto sta che raggiunse da Fregona Caorle a piedi e lì con una barca che gli era stata data dal sindaco Tesserin, il sindaco di Caorle, riuscì ad arrivare nella zona di Cortellazzo, che era territorio del regno. Tandura invece, che pure ebbe anche lui i compiti di spionaggio, è il primo paracadutista militare ad aver fatto un lancio in guerra dietro le linee nemiche. Anche lì è una cosa proprio, come dire, non esistevano paracaduti in Italia. Quindi fu un'impresa. Quello che usò gli fu dato dagli inglesi e non avevamo neanche aerei per portarlo e farlo lanciare. Allora si prese un caproni da bombardamento, si segò il fondo dell'aereo, si costruì un seggiolino tenuto da due spinotti, lui era seduto con le gambe fuori,
Quando arrivò in zona di lancio, l'osservatore, che era un parlamentare britannico peraltro, tirò una leva, i due spinotti si sfilarono, il seggiolino si ribaltò e lui cadde dal paracadute. Anche qui ci fu un errore nel riconoscimento della zona di lancio, perché era una notte tempestosa, pioveva, lui doveva lanciarsi nell'area di Prati di Sarmede e invece venne fatto lanciare su San Martino di Colle Umberto. Insomma, si sbagliò non di molto, non però di molto, insomma, sì. ecco. No, siamo tutti assolutamente rapiti, insomma, da questi aneddoti molto interessanti che altrimenti non avremmo avuto la possibilità di conoscere. Ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi perché tra poco torneremo a parlare ancora di formaggi e capiremo insomma in che cosa consiste l'attività in alpeggio, che è sicuramente un ambiente molto molto particolare. A tra poco. Ben ritrovati in studio a ore 13, io riparto da Andrea Zanus perché vorrei che ci spiegasse cosa faceva prima di fare questo mestiere e come si è avvicinato a questo mestiere molto particolare. Allora, in realtà io, per dirla tutta, sono la pecora nera della famiglia, nel senso che mio papà è ingegnere, mia mamma geometra e adesso da quest'anno sono in pensione, quindi tutta una vita ho lavorato come studio tecnico. Ho un fratello che è ingegnere e anch'io ho intrapreso studi di ingegneria civile e mi sono fermato all'ultimo anno per intraprendere poi l'attività agricola. E poi ho altre due sorelle, una neuropsichiatra infantile e l'altra invece che studia lettere, insomma. Come è nata però questa passione per questo mondo? Noi abbiamo sempre avuto dei vigneti e quindi abbiamo sempre coltivato poi la vite. E in realtà poi conferivamo l'uva a privati o cantine sociali e da là poi invece è nata poi l'esigenza di una conduzione personale e dare anche un senso a quello che avevamo, un ordinamento anche diverso, insomma dare una struttura di azienda agricola, altrimenti dovevamo poi vendere quelli che erano sempre stati i terreni di famiglia perché non era più possibile gestire, se vogliamo, da lontano, bisogna per forza stare sul terreno, avere la passione e seguire personalmente le cose, insomma. Quindi da là, con il PSR, quindi Piani di Sviluppo Rurale, che da Comunità Europea vengono poi gestiti questi fondi comunitari poi destinati alle varie regioni, sono potuto entrare di fatto nell'agricoltura, insomma. Questo è sicuramente una cosa importante per i giovani che vogliono inserirsi adesso, che non hanno una struttura e un'azienda alle spalle che gli è stata poi trasmessa, perché questa è un po' la particolarità, se vogliamo, mia, nel senso che io non subentro, non prendo diciamo così, il testimone da qualcuno che mi ha preceduto, nel senso che ci sono stati sì i terreni e alcuni fabbricati, però di fatto poi ho costruito questa azienda, quindi ho costruito la cantina per trasformare l'uva. Abbiamo un piccolo punto vendita per appunto i nostri prodotti e poi ho riattivato quindi il comparto zootecnico, quindi allevamento degli animali del cortile, le bovine che abbiamo sempre avuto, insomma, i bovini per casa, che era mio nonno, insomma, che allevava questi due animali con le razze appunto di una volta, e adesso quindi è stato intrapreso questa cosa, è stato riavviato tutto e poi recentemente, perché questo è solo il terzo anno, c'è stata questa opportunità di riprendere l'attività in malga, perché la malga che adesso conduco io è una malga comunale del comune di Miane. Che si chiama? Malga Mont. E si trova nel comune di? Comune di Miane. Noi siamo proprio in cima alla montagna, quindi bisogna fare un po' di strada bianca per arrivarci, non è proprio così facile. La prima che si incontra è Budoi, poi salendo Rifugio Posa Puner e poi si scende, insomma si fa tutta la cresta
delle nostre montagne e si arriva e si da gode noi, anche del paesaggio. Ma insomma. noi, la malga è molto particolare, infatti mi fa piacere perché si diceva prima di questo territorio molto bello e effettivamente nessuno si rende conto di cosa abbiamo di meraviglioso, insomma, sulle nostre montagne, perché dalla mia, che sono a 1350 metri, è l'unica che gode del panorama sia della laguna di Venezia, perché del sabato e la domenica io vedo le navi da crociera arrivare a San Marco e vedo anche poi in realtà tutto il versante bellunese, quindi le Dolomiti, perché sono proprio in cima, quindi è molto particolare. Si fa forse fatica ad arrivarci, però si apprezza un panorama che è veramente straordinario, insomma. Senta, qual è stato l'iter, il percorso che ha dovuto intraprendere da quasi ingegnere a diventare malgaro? Allora, a parte l'azienda agricola, il bando, essendo la malga comunale, viene poi fatto praticamente dal comune un bando, insomma, per l'assegnazione della gestione e la conduzione della malga, quindi bisogna avere dei requisiti, non può andare su chiunque, non è il privato, per esempio là venivano assegnati dei punteggi proprio per chi era residente nel comune, per chi aveva l'azienda agricola, quindi ci sono ovviamente dei requisiti, dei prerequisiti per poter partecipare al bando. Naturalmente poi avrà seguito dei corsi. Sì, esattamente, il primo corso per Casaro l'ho fatto proprio con la latteria Perenzin, che è una associata, perché loro hanno proprio istituito questa Accademia di Arte Casearia, così si chiama, e il primo corso era rivolto proprio a giovani, prevalentemente perché io sono uno dei più vecchi quando faccio questi corsi, perché ci sono tanti studenti che hanno finito corsi universitari e al di là della teoria poi cercano questo approccio pratico a questo mondo, insomma, e ho visto molti giovani, questo sicuramente, e anche quando vengono su in montagna mi chiedono, sono molto incuriositi, tant'è vero che abbiamo avuto sia le scolaresche del Grest che sono venute su in montagna, e la cosa che assolutamente volevano vedere, se no non andavano via questi ragazzini, era la mungitura. Proprio vedere il contatto anche con l'animale, vedere il latte, proprio la lavorazione stessa. E quindi insomma meno sì. male che c'è sempre più interesse riguardo insomma a questo mondo. Andrea mi sembra molto preparato, Presidente, quindi io adesso, se siete d'accordo, lo farei condurre una degustazione. Certo. Prendete posto, che così possiamo capire che cosa ci fa assaggiare, anzi che cosa assaggerà lei, Presidente, che sarà... Sì, beh, allora possiamo vedere innanzitutto all'occhio le differenze, insomma, no? Vediamo subito la crosta. Questi qua, allora, questi sono anche già tagliati, comunque vedete la crosta è abbastanza ruvida, posso anche farvi vedere anche eventualmente i difetti. La muffa grigia, che è quella che si sviluppa prima rispetto a quella bianca, il Penicillium candidum, per questo viene anche inserito tipicamente nelle latterie, proprio perché lo sviluppo di questa muffa bianca rende inattaccabile la crosta da quella grigia, quindi è uno dei trucchi. Lo mostri ancora bene alla telecamera? Sì, perché così innanzitutto questa si vede che è di vedere bianca, bene. poi resta bianca, mentre l'altra, quella grigia, forse si vede di più qua, vedete quella classica, insomma, che si vede in tutte le cantine, insomma, è quella che rende e poi può creare dei problemi, mentre queste croste sono, credo, trattate, però non sono sicuro, comunque sicuramente hanno una crosta molto, molto bella, insomma, e sicuramente all'occhio sono interessanti, sì, sarà un crosta lavata probabilmente. Sì. Però questo, ecco, mette subito in difficoltà le persone che vengono a comprare il formaggio, perché vedete, ha tutte colorazioni diverse, no? Ma sono quelle la loro peculiarità, sì, naturalmente. Esattamente. Diciamo che, scusa Andrea, c'è una differenza tra una latteria, un caseificio semi-industriale, diciamo, e la malga, insomma, questa è la differenza. Qua vedete forme molto più simili una all'altra, là sono molto più subito all'occhio. Esattamente, sono diverse quasi una dall'altra. No, ma non è solo diverse, esattamente, sicuramente questo. Come ad esempio anche il burro, per questo dico, perché subito uno vede giallo, completamente giallo, ma questa è soltanto panna di affioramento che si ottiene praticamente mantenendo fermo il latte. Noi l'abbiamo lì in vasca a temperatura di frigo, quindi 4 gradi, e naturalmente la parte grassa sale sopra.
non è lavato, quindi come nei procedimenti industriali, e è essenzialmente proprio la parte grassa, quindi in generale, anche questa è una cosa che la gente comune non sa, proprio perché sale la parte grassa porta su tutte le impurità, quindi in realtà il burro sarebbe la parte più sporca del formaggio e quindi sarebbe anche un modo spannare appunto il latte per garantire poi la pulizia della lavorazione, perché questo è a latte crudo. Quindi non viene pastorizzato, non subisce processi termici, quindi abbiamo tutta la flora del latte e di quello che si nutrono poi le bovine al pascolo. Tra l'altro le mie sono lasciate completamente libere, arrivano soltanto in mungitura alla mattina, alla sera, se no per il resto non abbiamo né catene né altri tipi di costrizioni per gli animali che sono liberi di girare. Questo è... Vedete, no, qui non è che sia caldo, però comunque si vede come questa annata è particolare in realtà, perché su altre annate non abbiamo questi risultati. Il formaggio, quindi questa che è una cacciotta, non è ancora perfettamente asciutto anche all'interno. Questo è dovuto, in seguito appunto a ragionamenti che abbiamo fatto poi sulla realtà di quest'anno, anche con le altre maglie, proprio all'annata di straordinaria piovosità e di umidità soprattutto, perché all'interno delle strutture su in montagna, se si pensi che su da me, io l'acqua l'ho, l'acqua piovana, quella che cade dal cielo, viene potabilizzata, e la corrente con l'impianto fotovoltaico. Quindi abbiamo una realtà completamente, non ho la TV e quindi è una realtà completamente diversa, non è facile, il riscaldamento si fa col caminetto e quindi non è possibile neanche deumidificare l'ambiente, pertanto il risultato non è possibile standardizzarlo. Quindi insomma abbiamo capito che insomma anche il clima sì, condiziona in qualche modo come anche del resto il pascolo. stagionatura. Infatti vi ho portato anche degli esempi, perché questa è un'altra lavorazione che facciamo con i fiori secchi. Queste sono coagulazioni presamiche, nel senso che viene inserito il caglio o presame e da qui si parte per lavorare poi a diverse temperature, sia per la presa sia poi per il riscaldamento successivo, perché questo per la stagionatura viene poi, dopo la presa e il taglio della cagliata, viene poi anche riscaldato proprio fino a, arriviamo qui a 46 gradi comunque, proprio per poter favorire lo spurgo del siero e quindi avere una pasta, questa non l'ho tagliata, comunque mediamente più dura e quindi poterlo portare avanti in stagionatura. Allora noi ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete lì perché a tra pochissimo continueremo con la degustazione, a tra poco. Ben ritrovati in studio con l'ultima parte di Ore 13, ci siamo lasciati poco fa con le premesse adatte per effettuare una degustazione di formaggi, quindi io ripasso la parola ad Andrea Zanus che sta conducendo egregiamente questa degustazione. Che cosa fa assaggiare quindi al Presidente Reserva? Facciamo assaggiare la cacciotta, la nostra cacciotta da viaggio, che è fresca, perché è un prodotto che ha un mese circa, infatti vedete non ha appena l'occhiatura che ha cambiato colore dovuta al sale, la presa di sale e poi la pasta, come dicevamo prima, una leggera occhiatura, pasta ancora molto morbida e non ancora perfettamente asciutta, insomma, quindi probabilmente ha la tendenza al dolce del latte, ma ha un profumo di già latte proprio. Infatti ho visto che l'hanno usata come prima cosa. Un profumo di latte, pasta fresca, molto gustosa, è un formaggio fresco naturalmente. Un termine solo per definirlo: buono. Non avevo dubbi, infatti la invidio molto, ecco. Poi con che cosa proseguiamo? Ma abbiamo invece questo che ha un mese in più di vita, è una forma diversa, quindi ha un'altra cottura, vedete che la pasta presenta un'occhiatura invece più uniforme, a differenza di questa che era intera, una pasta compatta, e vedete che l'occhiatura comincia a essere più marcata, dovuta sempre alla presa di sale, sostanzialmente alla maturazione, prego. Ancora molto tenero, vedete questo qua. Questi sono, diciamo così, i formaggi che noi riusciamo a fare in alpeggio, proprio perché, come dicevo prima, lavoriamo soltanto il latte d'alpeggio, quindi non possiamo avere per il momento stagionature più lunghe, tipicamente di 2 o 3 mesi, insomma, perché
periodo è quello. Ha un profumo leggermente diverso e sempre paragonando con altri prodotti del territorio è quello che noi diciamo va benissimo per mangiare pane e formaggio e non brodo bianco. Esatto. È tutto quello che serve, certo. Per l'escursionista in montagna, sì, sicuramente, anche se bisogna dire che qui su questo tavolo abbiamo delle eccellenze, insomma, perché sia il bastardo che il morlacco sono prodotti abbiamo finito allora questa degustazione. Perfetto. Io e il colonnello vi invidiamo molto, poi torneremo sull'argomento bastardo e morlacco del Grappa, però so che il colonnello, incrociando dati e testimonianze, è riuscito a ricostruire la storia di un avvenimento, di un personaggio di cui si erano perse tutte le tracce, e lei l'ha ricostruita. Di chi si tratta? Allora, era il 30 ottobre del 1918, nel corso della battaglia di Vittorio Veneto. Dei velivoli da bombardamento dovevano bombardare i depositi munizioni austriaci per impedirgli di poter reagire all'offensiva. Un Caproni da bombardamento pilotato da 2 piloti statunitensi, però con 2 mitraglieri italiani, si trova sul cielo di Vittorio Veneto quando dalla montagna di Belluno spuntano 5 Aviatik austriaci. L'Aviatik è un aereo da caccia, è più veloce, manovra meglio perché è più piccolo e leggero. Il Caproni non si sottrae al combattimento, lo accetta, affronta questi velivoli, ne abbatte 3. Poi viene mitragliato lui e lo vedono cadere, lo stesso Tandura lo vede cadere in direzione di San Pietro, dice lui. Dice: sono andato lì, ho visto l'aereo bruciato e i 4 corpi, dice 2 di questi corpi vestivano l'uniforme americana. Non si sapeva cos'era questo San Pietro, io ho pensato che fosse San Pietro di Feletto. Sono andato a San Pietro di Feletto, sulla chiesa, sul campanile della chiesa c'è una lapide che ricorda l'abbattimento di un Caproni da bombardamento, ci sono i 4 nomi dell'equipaggio del velivolo, ma non c'era nessuno americano. Allora mi sembrava impossibile che Tandura avesse potuto scrivere una cosa che non corrispondeva al vero. Allora cerca, parla con la gente, e questo San Pietro era riferito allora, parliamo del 1918, a una piccola edicola dedicata a San Pietro che era sul Monte Cor. Quindi da tutt'altra parte. Da tutt'altra, sopra Revine, sopra il lago di Revine. Allora abbiamo un po' allargato le investigazioni e nella chiesa di Revine, nella parrocchiale, nel registro dei defunti, risulta alla data del 30 ci sono riportati questi 4 caduti. Il bello, il commovente della questione è questo: per gli americani, dice, sono stati trovati lì morti, per i 2 italiani, dice, caduti dal cielo di Vittorio Veneto Redenta. Se voi andate a vedere, esistono ancora questi registri, quindi evidentemente le truppe italiane erano appena entrate a Vittorio Veneto, era stata liberata, e quindi il parroco scrisse Vittorio Veneto Redenta. Complimenti, insomma, perché anche ricostruire con dati e testimonianze un avvenimento così importante deve essere poi anche un'emozione, sì, riportarlo alla luce, dà soddisfazione. Certo. Torniamo col Presidente sui formaggi però per un momento, perché abbiamo detto che abbiamo una tavola veramente meravigliosamente imbandita dove troviamo 2 formaggi con 2 nomi particolari, il bastardo e il morlacco del Grappa. Perché si chiamano così? Beh, il bastardo si chiama così, non è certo perché si chiami così il bastardo. C'è chi dice che si chiama così perché si utilizzavano latte di vacca, di pecora e di capra insieme, quindi bastardo perché miscelato. Qualcuno dice che un malgaro, sbagliando la prima cottura, anziché buttare via la cotta, ha rifatto un'altra cottura. Difatti il morlacco si fa con 2 cotture successive e quindi ha azzeccato, ha fatto 13, come si suol dire. Non si sa esattamente il nome del bastardo da che cosa si nasca, insomma.
Quello che invece è certo è che il bastardo adesso si fa con una doppia cottura e quindi è un formaggio che si consuma dopo i 60 giorni fino a un anno, e io vi garantisco che sono andato a prenderlo sul Monte Grappa in una malga, e c'era la signora che quando me lo consegnava sembrava quasi avessi un bambino in braccio, quasi quasi lo accarezzava, quindi qui c'è la passione e la vita di un malgaro, insomma, in quella forma. Questo è quel che riguarda il bastardo. Il morlacco invece, la Serenissima Repubblica di Venezia ha trasferito dalle parti tra l'Istria e la Dalmazia, la Morlacchia, dei boscaioli e dei pastori sul Monte Grappa per tentare di popolarlo. Ecco che da là parte il nome morlacco. Le prime tracce risalgono attorno al 1400, è un formaggio fresco, con un'occhiatura particolare, salato se si mangia giovane. Era una volta chiamato formaggio dei poveri perché tutto il burro veniva tolto, quindi rimaneva un formaggio magrissimo. Adesso invece stanno cominciando a fare dei formaggi di notevole qualità, soprattutto in un modo. Io ho avuto una volta in una degustazione un formaggio che è rimasto per un anno avvolto nella creta nelle cantine delle malghe del Monte Grappa. Facendo questo procedimento all'interno del formaggio c'è una cosa chimica, no? Una maturazione chimica, chiamiamola così, e la pasta diventa una crema. Quando abbiamo tolto la carta siamo usciti dalla cucina perché aveva un odore incredibile. Dopo tutta la buccia si è seduta sul piatto, era una crema da spalmare sul pane, abbiamo finito anche i grissini, non c'era più niente, abbiamo mangiato una forma di morlacco intero, una cosa eccezionale. C'è ancora qualche bravo malgaro che lo fa, ecco, questo ci tenevo a dirlo, sono rari, però quando riescono bene sono prodotti straordinari, insomma. Senta, sono prodotti che piacciono a chi viene da fuori e non è abituato a questi sapori particolari? Bisogna farli conoscere, e questo dovrebbe essere lo scopo della ristorazione, far conoscere questi prodotti. Volevo tornare un attimino sul discorso dell'agricansiglio, perché prima magari potrei essere stato frainteso. Le latterie tipo l'Agricansiglio, la Soligo, che sono, io ho usato il termine semi-industriali, non è che facciano il prodotto peggio o meglio delle maglie, lo fanno diverso. Però ricordiamoci che l'anno scorso io ho partecipato alla degustazione finale del barricato al pepe della latteria di Soligo e guarda caso ha perso di pochissimi punti con un morlacco. Quindi vuol dire che fanno dei prodotti di altissima qualità pur essendo delle quasi industrie, perché la Soligo è praticamente un'industria pur vecchia di 130 anni. Quindi volevo sottolineare questo passaggio, perché è importante. Sono formaggi straordinari, ognuno con la propria peculiarità. Allora, siccome siamo quasi in chiusura, abbiamo proprio qualche secondo, io vorrei chiedere come ultima proprio cosa ad Andrea, infatti ti chiederò di essere molto breve, com'è la vita in alpeggio? È così ostica? Beh, quest'anno è stata un'annata molto particolare perché ha piovuto quasi ininterrottamente per il mese di luglio. Il mese di agosto non abbiamo avuto 2 giorni di sole consecutivi. La settimana di Ferragosto, una cosa che di solito dico alla gente quando viene su, che dice bel posto, che bello star qua, starei qua anch'io, la settimana di agosto, che è venuto di venerdì, dalla domenica prima avevamo 12 gradi alla mattina, la domenica dopo ne avevamo 4. Quindi insomma, è una cosa particolare, insomma, dopodiché bisogna seguire gli animali, imparare da loro, e loro ti insegnano qualcosa, dipendono da te, si vive in sintonia con la natura. Insomma, c'è molto da fare, però per fortuna ci sono sempre più giovani come Andrea che si avvicinano a questi mestieri e fanno sì che non vengano persi. Siamo in chiusura, io ringrazio il presidente dell'Associazione Altamarca Alberto Resera, il colonnello Lorenzo Cadetto e Andrea Zanus di essere stati con me a ore 13. Grazie davvero e grazie a tutti i telespettatori per averci seguito, arrivederci alla prossima puntata di ore 13. In collaborazione con... Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195.
Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, Serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio.